Nicola Palagi, direttore sportivo del Centro Giovani Calciatori, come abbiamo detto con l'allenatore, ultima partita, c'era la consapevolezza e la voglia, no, di finire con un successo positivo, ecco qua. Però diciamo che la squadra è uscita a testa alta da questa sconfitta parziale 3-2 di minima col Monza. Ma sicuramente, a parte che è ancora aperta, no? Perché si giocano 2 partite e chiaramente andremo laggiù a fare la nostra parte. Chiaro che stasera eravamo anche senza i nostri 2 attaccanti, più prolifici, però i ragazzi che sono stati chiamati in causa hanno fatto un'ottima prova, un'ottima prestazione e hanno riuscito veramente a tenere il Monza in partita fino in fondo. Loro hanno fatto alla fine un gran contropiede e sono andati in vantaggio, insomma è un contropiede, una giocata di grande qualità. Comunque ecco, dobbiamo dire che chi è stato utilizzato stasera ha fatto bene la sua parte come tutta la squadra. Sì, sicuramente, i ragazzi sono stati chiamati in causa più o meno tutto l'anno, c'è chiaramente chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, ma stasera chi ha giocato di meno durante l'anno ha dimostrato di essere sicuramente all'altezza della Serie 1. Qualunque sia con l'esito di domenica, dalla prossima settimana incominci un attimino a lavorare seriamente, no? Con il tuo compito di direttore sportivo, anche se diciamo alcune squadre sono sempre in attività, quindi c'è il mercato ancora aperto, però chiaramente il centro si sta muovendo quantomeno sull'allenatore sicuro e con quanto meno, come è stato annunciato, anche di alzare l'asticella rispetto a questo campionato. Ma sicuramente, intanto io colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Cupisti, no? Alessandro Cupisti è stato chiamato a gestire una situazione particolare con 5 giocatori reduci dalla 2, un portiere che aveva fatto la 2, sono stati fatti 3 acquisti mirati per rinforzare la squadra, che sicuramente l'hanno rinforzata, però ci è voluto un po' di tempo, no? Per trovare l'amalgama. Secondo me sul finale di stagione la squadra aveva trovato l'amalgama giusta, sono mancati un po' di risultati perché insomma tante partite sono state decise sul filo di lana, però secondo me va ringraziato perché era veramente una stagione delicata e ha salvato il centro, no? Quindi ha contribuito alla salvezza del centro, siamo andati molto vicini a arrivare ai quarti di finale, a disputare anche i quarti di finale, qui ci sarebbe da parlarne. Ci sarebbe da parlarne, ma non si può. No, non si può, quindi tutti bravi, tutti belli. Ci sono delle immagini che parlano da sole. Ma ci sono immagini che parlano da sole, no? State cose che non sono nemmeno state dette, ho visto, io non ho social, non ho nulla, ma leggo e vedo, ad esempio in gara 1 col Sarzana c'era un rigore dentro di 20 cm che l'arbitro non ha visto. Poi potevamo comunque andare fuori e prenderne 10 a Sarzana. Però per come è andata la serie contro il Sarzana, probabilmente meritavamo di andare a giocare un'altra partita stasera. Probabilmente non saremmo stati all'altezza, Forte dei Marmi sicuramente sta facendo un altro campionato, però poi il derby insomma è bello giocare. Il presidente Tosi avrebbe preferito il centro. Ma sicuramente anche noi per tanti motivi, però è andata così, quindi andiamo avanti, godiamoci questa salvezza, però poi a me il compito di andare a lavorare su altre cose. E noi attendiamo poi tue notizie. Ma sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane faremo una conferenza stampa quando sarà il momento, perché credo sia giusto dirlo a tutti nello stesso istante, quello che accadrà e quando accadrà si dirà.